Dalla grotta di Lourdes nei giardini del Vaticano il rosario trasmesso in mondovisione guidato da Papa Francesco. Il pontefice ai sacerdoti: abbiamo vissuto il pianto di Dio, inzuppati dalla tempesta non avete abbandonato il gregge. Marco Clementi. Il Papa davanti alla grotta dei Giardini Vaticani e con lui, collegati in mondovisione, i maggiori santuari del mondo: Guadalupe, l'Australia, la Nigeria, Fatima, Lourdes. È una grande preghiera collettiva dopo quella solitaria in piazza San Pietro 2 mesi fa. Ma stasera Francesco non è solo. A recitare l'Ave Maria ci sono una ventina di persone, tutte toccate dal virus. Un uomo guarito, una donna che ha perso la madre, medici, infermieri. Francesco prega per i responsabili delle nazioni, chiede soluzioni solidali e stop alle armi. Ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Tra le braccia della mamma c'è il piccolo Jacopo, 3 settimane, è nato in pieno lockdown. È la vita che va avanti, più forte del dolore, della paura, della malattia, con prudenza in questa nuova fase. Saggezza, lungimiranza e impegno comune perché gli sforzi e i sacrifici fatti non siano vani, scrive Francesco in una lettera ai preti di Roma. Abbiamo vissuto il pianto di Dio, inzuppati dalla tempesta, non avete abbandonato il gregge. E ad Alzano Lombardo, davanti